Il Volley Rio festeggia i 25 anni di attività, un quarto di secolo trascorso all'insegna dello sport, del volontariato e della crescita del settore giovanile. Il sodalizio del presidente Ugo Buso, socio fondatore e anima del Rio, è una società solida con profonde radici, cresciuta negli anni anche grazie allo stretto rapporto di sinergia con l'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò. 25 anni di attività, siamo partiti col CSI, abbiamo toccato anche grazie alla federazione anche traguardi di Serie C regionale, attualmente siamo in D. In questo momento devo ricordare tutti i miei colleghi attuali e anche alcune persone che hanno fondato la società con me, soprattutto i due fratelli Babolini e Schiavolindino, e soprattutto anche il presidente onorario che è Mario Bortolaso, che non può essere qui fra noi. Però ecco, questo è un buon ricordo che mi fa andare avanti, e grazie anche a tutti i collaboratori e la professionalità che ogni tanto si fa vedere, insomma, fra i miei colleghi. Quindi ringrazio di nuovo, ringrazio tutti i genitori, tutti gli atleti che attualmente sono con noi. 1986-2011, 25 anni che il Volley Rio è protagonista dello sport a Ponte San Nicolò, 25 anni di volontariato, di persone attive nel nostro territorio per il bene dei nostri ragazzi nella nostra comunità. È una città nata con pochi atleti, che si è sviluppata nel tempo, che utilizza le nostre strutture, e l'amministrazione, seppur in questo periodo di ristrettezze economiche, mette a disposizione le proprie strutture e qualche contributo. Parallelamente però il pregio di questa società sono le persone, i dirigenti, i volontari, le famiglie e gli sponsor. Tutti insieme, facendo squadra, possiamo sostenere questa società e soprattutto consentirle di continuare in un futuro sempre migliore. Poi ha ottenuto anche questa certificazione di qualità, e questo è il più grande, insomma, credo, tributo a questo gruppo di persone che stanno facendo molto per i nostri ragazzi. Quindi anche da parte mia personale, da parte dell'amministrazione e della cittadinanza, un grazie di cuore. Nata nel 1974 come polisportiva, nel 1982 si aggiunge la sezione di volley amatoriale iscritta al CSI e dal 1986 affiliata alla FIPAV. Dopo la trafila nei campionati provinciali di divisione, il Volley Rio raggiunge l'apice nel 1997-98 con la promozione in Serie C regionale mantenuta fino al 2003. Poi un biennio buio con la doppia retrocessione dalla C alla prima divisione e nel 2005 la rinascita mediante il forte rilancio del settore giovanile. Dal 2004-2005, dopo la retrocessione della Serie D, è cominciato un progetto di rilancio dell'attività giovanile, e siamo passati nel giro di pochi anni da circa 90 atleti tesserati FIPA a circa 200, e lo manteniamo ormai dal 2009-2010. Tutto passando dalla valorizzazione sia delle risorse atleti ma anche allenatori, perché abbiamo praticamente portato a Rio vari allenatori che hanno formato degli atleti, e siamo riusciti a ottenere già dalla prima istituzione il marchio qualità, che manteniamo ogni 2 anni, e con il 2011 il traguardo di essere diventate scuola federale di pallavolo. Lo sviluppo del settore giovanile è un punto fermo del club padovano, perseguito con l'attenta scelta di tecnici di elevata competenza e comprovata esperienza. La strada intrapresa è quella giusta, lo dicono i risultati ottenuti sul campo anche quest'anno, in particolare dalle ragazze dell'Under 14 e dell'Under 18, già qualificate alla fase di eccellenza. Ho deciso di venire a Rio perché ho sentito c'era mia sorella che giocava da quando era piccola, e quindi ho deciso di seguirla perché parlavano bene di questa società, gli allenatori erano molto buoni ed era organizzata. Il mio sogno del cassetto è quello di arrivare alle regionali, di continuare bene a giocare a pallavolo. Col campionato Under 18 siamo arrivati in eccellenza, e questo per noi è stato un grandissimo successo. E adesso con la squadra della prima divisione cerchiamo di andare avanti e comunque ottenere anche lì dei buoni risultati. E la pallavolo è molto importante per me,
e sono anche aiuto allenatrice nella squadra con l'Under 14 e spererei anche di fare qualcosa di più nel futuro con la pallavolo. L'impegno e la passione di dirigenti, tecnici e atleti fanno presagire un futuro roseo. E allora tanti auguri Volley Rio! Che siano altri 25 anni di armonia e successi!